Loro sono i Bronze Querte, gruppo veneto, con Che Canghetto. Dovreste aver già capito che è una cover dei Rolling Stones. No, non a Can't Get No, ma di Satisfaction, che era il titolo del brano. Bene, quel brano parlava di soddisfazione un po' sessuale, un po' di soddisfazione nella vita in generale, ma questo è un altro discorso. Loro lo stravolgono e parlano di un'altra cosa, non di sesso, non di soddisfazione, ma di cani. Cioè parlano di un problema di amicizia, perché a questo qui non lo va a trovare mai nessuno perché ha un cane che morde. Ora, il cane che morde, però, io mi sono chiesto, non sarà un problema del cane, sarà un problema che tu l'hai educato male, perché i cani che mordono non esistono, si dice. Perché effettivamente poi è così, cioè sono i padroni che mordono in realtà. Quindi riflettete su questo e ascoltate il brano, che è bello, secondo me è bello. Che Canghetto. La gabbia di Music Zoo mette in vetrina le Bronze Querte. Che Canghetto. È una canzone famosissima. Ha avuto un enorme successo nel mondo, però contrariamente a tutto quello che potrebbe pensare la maggior parte delle gente, Che Canghetto non l'ha inventato i Rolling Stone, bensì no altri Bronze Querte. E perché? E perché? Come è successo? Spieghiamo a tutti quanti. Stavamo venendo a Milano con Provino, c'era uno, somigliava a Mick Jagger. Sì, lo scaveglio, sì. Negaro Bacas. Ci ha rubato la canzone. Quella dei cani da guardia minacciosi è una piaga sociale spesso trascurata. Nella sola Gran Bretagna ogni anno più di 3.000 postini sono morsi, per un totale di 2.555 pantaloni danneggiati, 12.720 giorni di lavoro persi e fatture mediche per oltre 12 milioni di euro. Erano i mordaci Bronze Querte. È il momento dei
lo so come si chiamano. I Bronze Querte, perché è un nome che sembra straniero, però in realtà è molto italiano. E loro si esibiranno in una cover di un certo Bob Dylan, quello mi è venuto in mente prima, non so perché. Bob Dylan aveva fatto una canzoncina che si chiamava Knocking on Heaven's Door, nella quale, cioè che significa bussando alle porte del paradiso, in cui si parlava di un uomo, della morte di un uomo giusto. Loro vogliono un po' dai che ce la fai, dai! Drammatizzare questo e parlano quindi di un problema più quotidiano, tipo del fatto di una che non te la dà, se è mai successo, non lo so. Comunque, non a caso il brano si intitola E mi no che te adò. E vediamo un po' che cosa ci dicono in proposito, se è proprio così drammatica la situazione. Loro sono i Bronze Querte e mi no che te adò. Canzoni, convenienza e cortesia. La gabbia di Music Zoo mette in vetrina le Bronze Querte. In tutto il mondo no che sei uno più sfigato di me. Mi de tutto go provare perché a me dicesse sì. Ma son poco difettare, vorrei dirti amore mio, ma so papallo or cos'io ho provate fonare buca proprio toppare. Volevo dirti te si bea, ma so babalbo zio canea. La storia di un moroso che va a catare a Sottosa, su Morosa. Praticamente è la storia di un ragazzo che va a trovare la sua fidanzata e va in cerca di avere chiaramente quello che lo scopo, non so come che si dice, del suo massimo amore nei confronti della Sottosa. E va in cerca di avere quello che tutti quanti desiderano da una donna. Senza ti voglio morire, col gas de scarico di un tiro, ma sta fine non mi suona, sarò babalbo ma non so mona.
grandissimi Bronce Querte con un brano struggente, un brano malinconico, un brano quasi disperato. Ma voi non disperatevi per favore, perché sennò cosa fareste nel caso ad esempio arrivasse interrotto? È il momento dell'esibizione in gabbia di un gruppo, loro sono i Bronce Querte con Vinassa. Bene, da dire che loro prendono in considerazione 3 problemi, li affrontano proprio. Sono il vino, il cucco e il vino, il cucco e la... Dai che ce la puoi fare, vai! È il vestiario deve essere, sì, è il vestiario. Tutti noi abbiamo un po' tutti questi 3 argomenti legati all'altro sesso, eccetera, e vorremmo avere la soluzione, vorremmo avere una risposta. Bene, loro non ne risolvono neanche uno. Non danno una risposta a nessuno di questi 3 e a noi ci tocca solo che ascoltarceli e ci dispiace, però è così. Sono bravi comunque. Bronce Querte, Vinassa. La gabbia di Music Zoo mette in vetrina le Bronce Querte. Mi vado in giro a cuccare, bisogna prima pasturare e l'esca giusta se il vestire e un cabrio col motore truccato. Che sboccio, sono mica un peoccio. E oh Vinassa, so come la strassa. E oh Vinassa, non so una scoassa. E è meglio toda coponta, il minigun è Wonder Bra. Sono sicuro che anche sta, ma in pugno in bocca m'attacca. Che sboro su nocio. Che sbiccio sarebbe, sì, va fa brodo, però... La roba è leggera. Che sboccio è già più pesante. Che sboro su nocio, siamo proprio allo sfascio. Vinassa, non sono una scoassa. Perché te parlo in dialetto. Che buono, sarà mica de oro. E oh Vinassa, son come la strassa. E oh Vinassa, non sono una scoassa. Dalla spremitura dell'uva si ottiene una parte liquida, il mosto, e una parte solida, costituita da bucce, vinaccioli e raspo, la vinaccia. La vinaccia può essere utilizzata per la preparazione dell'acquavite. Grandissimi i Bronce, questo è un applauso spontaneo, solo che questa canzone è un po' un miscuglione di generi, nel senso che c'è del pop tipo Venus, ci sono dei canti alpini, ci sono un po' di Bronce originali, è un po' una cosa imbevibile, ma mai così amara quanto la nostra top dei grandi artisti in gabbia. È il momento dei Bronce Querte, che parlano di mamma no ne criar, penso sia giusto. Dai che quasi ce la facevi alla prima. La canzone nella loro cover è un po' cambiato, nel senso che loro affrontano il problema dei figli che stanno sempre a casa, di queste mamme oppressive. È un tema che io ho caro, ma voglio dire questo, voglio spezzare questa lancia a favore delle mamme. Non sono le mamme a essere troppo oppressive, siete voi che a 35 anni passati siete ancora a casa. Quindi la soluzione è
non diamo la colpa alle mamme, andiamo fuori dalle scatole, andiamo fuori, andiamo a lavorare, magari state già lavorando, prendiamoci anche una casa. Lo so che gli affitti sono alti, però insomma una soluzione la si trova. Se la trovano quelli che vengono qui dall'estero e fanno dei lavoretti così piccoli, la troverete anche voi. Nel senso, parlavo degli immigrati. Non so se si è capito. Comunque sto entrando in tutto un mio tunnel da cui vorrei uscire, lanciandovi la canzone che è meglio. Comunque non è colpa delle mamme, questa era la morale. No mamma no criar, Bronce Querte. Tranquilla mamma, non è colpa tua. La gabbia di Music Zoo mette in vetrina le Bronze Querte. No mamma no criar, no mamma no criar. Mi ricordo che qualche anno fa te mi dicevi tanto questo non si fa. Mi raccomando di tornare paese e finché aspetto stiro e tocca mise. Da attento per strada con quel motorino, metti a maglia grossa che è fresco in. A stare dose, occhio al tapolino, che se sempre in cerca piene dei morbini. No, mamma, no, criar. Alla mamma sono state dedicate alcune tra le più brutte canzoni italiane. Mamma di Bix Cherubini, Viva la mamma di Bennato, Mamma Maria dei ricchi e poveri. Con una canzone sulla mamma, Portami a ballare, Luca Barbarossa vinse il Sanremo del 1992. Non sta andare in bar e ai carte non sugar, e non bere ombre che dopo teste mai. Gommato a fugassa e gli occhi con ragù, avate man e scua quel caucciù. Cose fine mese, carne a busta paga, ma qua è un tasso se meglio il mestramasso. Ascolta sotto mare, carte voi bene. E la nostra mamma ne vuoi bene, ne riempie di tutto, di grande amore, di grande affetto. Sì. Noi altri siamo gente seria, che noi altri siamo gente tosta, noi altri siamo quelli che ha fatto il 68. Che abbiamo fatto il 68 perché ieri siamo timidi. Timidissimi. Non che abbiamo avuto il coraggio di fare un numero in più, siamo fermati là. No, mamma, no, criar. Bravissimi Bronze Querte, soprattutto nel farci rendere conto di quanto il ruolo della madre sia a volte una fregatura. Allora che cosa fa uno? Si rifugia nella televisione, ma tello lì che il conduttore, o meglio la trasmissione che uno sta guardando, diventa a sua volta una fregatura, perché ti manda in onda magari cosa importante, come al solito, come ogni giorno faccio. Avete mai riflettuto sul fatto che è un classico che si dice sempre di andare via dalla città, scappo dalla città, perché qualcuno l'aveva fatto? Mi ricordo musicalmente, nel senso, volevo dire. Tipo Toto Cutugno aveva cantato Vado a vivere in campagna, qualcosa del genere. Purtroppo l'ha cantata, direte voi. Comunque lui esprimeva un concetto, no? Quello di scappare dalla grande città. Poi c'era anche un film che si chiamava, giustamente, penso, Scappo dalla città, con Billy Crystal e qualcun altro, che trattava di questo argomento. Allora tutti noi abbiamo dei momenti in cui vogliamo andarcene via. Io adesso sono a Milano e se posso in realtà scappo perché c'è casino, vengo qua in macchina e c'è casino e quindi ti svegli al mattino già con gli occhi insanguinati. Una cosa tipica di Milano, a proposito, appena tu sei al semaforo, e se non parti nell'istante esatto in cui c'è verde ti suonano, ma provate a calcolare i secondi, è una cosa di frazioni di secondi, sembra di essere una gara di Formula 1. Sì, è verde, ci muoviamo? Tutto questo per dire che è dura, la vita è dura, però
anche andare via poi è troppo facile. Avete mai pensato di andare su un'isola deserta? Secondo me la tipica isola deserta tipo Caraibi tendenzialmente li rompe, cioè perché non sai più cosa fare a un certo punto, quindi bisogna trovare una via di mezzo, entrare, uscire. Trovatela anche voi perché l'hanno fatto a modo loro, nella loro analisi, di Bronze Querte con Varamona e questa è la soluzione. La gabbia di Music Zoo mette in vetrina le Bronze Querte. Svegliarsi alla mattina con il canto de againa e lavarsi mai con l'acqua fresca del canale. De corsa dentro staia, a Monsere a cavaia, si arregua del boaro, torsi iovi nel punaro. Sul trattore so montà e fino a sera goarà. E se basta miscea, aro anche tossorea. Varamona, che bravo che somi, sopra i campi a lavorare tutto il dì. Non va più in città, sta come ne qua, c'ha peccata e porta a casa. E verdure del meorte fare suscitare un morto. Non occorre andarle a tore, vada so in congelatore. E il vin di cantina, e il sala naftaina. Se che sotto il bisolfitro femmo 20 con un litro. E me va che me vedei, svoia in aria come osei. Se a fortuna del boaro e caga soio nelle amaro. Varamona, che furbo che sommi. Forse la parola più famosa che abbiamo noi in letto, mona, che ha vari significati, tre in particolare. Mona. Come organo femminile, oppure mona sarebbe scemo, oppure anche un epitto. Pianto sparasi e carote che cresce so de notte. Succoi e tegoine lunghi come littorine. Non fasso più formento, né Spagna e Formentò, ma campi de pasioi che te sbregan cainisioi. Non mi serve previsione, basta il caico i so 2 ore, ma il tempo e due siori fa quello che vuole ori. Varamona, che figo che somi, con le donne dei suoi letti tutto il dì. Tu che faccia latte, me fai peccazza, carta e porta a casa. Cazza, carta e porta a casa. Tu che faccia il latte, mi fai per cazzo, per carta e porta a casa. Grazie ai Bronze Querte con Varamona, che significa guarda scemo. Ora non è che l'abbiamo messa apposta perché adesso c'è la Top of the Flops. No, anche se in realtà adesso c'è la Top of the Flops.